Ringrazio nuovamente la professoressa Garibaldi, alla quale lasciamo qualche minuto di pausa per andare a bere un bicchiere d'acqua. La riavremo tra poco qui con noi. Volevo soltanto ricordare che all'uscita poi troverete, oltre a dei cofanetti con dei DVD offerti dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, anche questa cartolina che spiega quello che avete appena visto e riporta un link del sito di Dolomiti Show, dove tra qualche giorno potrete trovare una sintesi del materiale che la professoressa ci ha appena spiegato e illustrato. Bene, prima di procedere con la tavola rotonda avrei l'onore e il piacere di chiamare qui con me sul palco il presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO, Mario Tonina. Buongiorno Presidente, benvenuto come sempre a Dolomiti Show. Grazie. Quarta edizione ormai di Dolomiti Show, un evento molto importante per il rilancio del nostro patrimonio, della quale lei si fa a capo, perché questa Fondazione Dolomiti UNESCO sta prendendo sempre più consapevolezza nei cuori e nelle anime delle persone con come si dice, la consapevolezza vera e propria del patrimonio che ci sta attorno. Questa è una cosa che è sentita anche dal punto di vista istituzionale, da un punto di vista della fondazione, o potrà arrivare in un secondo momento? Innanzitutto grazie per questo invito, per questa possibilità, e credo che questi siano momenti importanti nel quale fare informazione, formazione, riuscire a confrontarsi tra i vari settori all'interno di un mondo sempre più importante. Io rappresento oggi qui e voglio portare anche quindi i saluti della Fondazione Dolomiti UNESCO in qualità di presidente, ma soprattutto anche confermare quello che è un impegno, un lavoro fatto in 11 anni dal momento del riconoscimento nel 2009, dove attraverso il lavoro, l'impegno della Fondazione, quindi in modo particolare del personale, si è saputo garantire un percorso che ha fatto crescere questi territori, questi mondi. Oggi qui parlare, confrontarsi soprattutto per capire in modo particolare anche dopo quanto è successo e quello che stiamo ancora vivendo con l'emergenza sanitaria, credo che sia ancora più importante per far capire e per trasmettere quello che è un messaggio che abbiamo raccolto anche quest'estate, questa voglia di tornare, di venire in montagna per apprezzare le bellezze all'interno di un patrimonio come quello delle Dolomiti UNESCO, che in tanti anni è riuscito a trasmettere, a portare proprio anche a livello mondiale quelle che sono delle peculiarità solo nostre, ma che in questo momento ancora di più è importante lavorare in un certo modo. Perché? Per garantire futuro. E chi garantisce futuro a questi territori? Lo garantiscono sicuramente i rifugisti, i produttori. Ecco quindi che si deve instaurare una sinergia maggiore tra settore del turismo, settore dell'agricoltura, ma soprattutto anche con una consapevolezza che questi territori sono vitali, sono strategici. Sono strategici in modo particolare perché, se vissuti, se abitati, è un modo ulteriore per permettere alle persone che esprimono, che hanno voglia anche di visitare questi luoghi, di poterli apprezzare sì nella sua bellezza, ma anche attraverso delle produzioni che possono essere sempre più delle eccellenze. L'abbiamo sentito prima dalle parole della professoressa Garibaldi, come oggi ancora di più ci sia un interesse da parte dell'ospite, del turista, di scoprire anche nuove
nuove possibilità enogastronomiche, nuovi territori. Per fare questo è importante investire su una parola che si chiama qualità. Io credo che all'interno di questi territori lo si sta facendo, ma è altrettanto importante poterlo intensificare, migliorare, e quindi questi momenti sono un'occasione unica per crescere e confermare da parte mia che la Fondazione è sicuramente al vostro fianco, lo è convintamente, perché dobbiamo anche saperci meritare quello che è un riconoscimento importante che nel 2009 ci è stato consegnato, ci è stato riconosciuto a Siviglia. E tra l'altro proprio in questi giorni, e io rimarrò un po', ma poi vi dovrò lasciare, perché mi fermerò a Belluno, in quanto c'è una delegazione di UCN che è venuta a farci visita, quindi ci ha scelti tra tanti siti UNESCO a livello mondiale, e questo credo che sia anche motivo di orgoglio per noi, per essere stati sicuramente di esempio, per poter garantire anche in futuro di poter crescere. Io credo che il nostro impegno, e in modo particolare da parte degli amministratori, da parte di questo Consiglio della Fondazione, sia quello di poter lavorare in un modo ancora migliore per permettere soprattutto alle nuove generazioni di poter garantire, di poter lavorare all'interno di questi territori, e nel farlo poter anche permettere alle tante persone che possono e vogliono visitare questi territori che sono delle eccellenze. Se non faremo questo, credo che non avremo svolto bene il nostro ruolo, e questo è il mio impegno in questo mandato che mi è stata data questa opportunità, e il lavoro che io sto cercando di fare, di valorizzare all'interno di questo Consiglio. E momenti come questi sono importanti per crescere ulteriormente, per cui vi ringrazio anche per questa opportunità che mi avete dato. Grazie a lei come sempre di essere qui con noi. Io non posso che farle il più grande augurio da parte di tutta Dolomiti Show nel riuscire a raggiungere questi traguardi prefissati dalla Fondazione per far crescere non solo il nostro territorio ma tutto quello che ci sta attorno. Grazie Presidente, buon pomeriggio a lei, la facciamo accomodare. Bene, ora prima di proseguire con il prossimo ospite volevamo introdurre un breve video realizzato appunto dalla Fondazione Dolomiti UNESCO, che andrà a darci un assaggio delle tematiche che tratteremo durante la tavola rotonda. Quindi se la regia è pronta, direi di far partire il video. Essere poi anche legati ad altre aziende che lavorano come noi sul territorio a un certo punto è anche quasi indispensabile. Molto probabilmente è più facile farsi conoscere, sicuramente. Mi confronto con altri agricoltori che hanno le mie stesse problematiche. Io penso che è importante vedere come stanno facendo gli altri. Ci rende uniti, ci rende forza al territorio. Poi ci saranno tante differenze anche di sviluppo, di livello turistico, economico, non conosco tanto le zone, però questa cosa qui ci unisce sicuramente su tutto il territorio UNESCO. Dai, venti, bravi, dai! Questa è gente che spesso deve fare un secondo lavoro per portare a casa un reddito. Sono persone che hanno problemi enormi con la burocrazia, ma soprattutto sono soggetti che producono qualità e non producono spesso quantità, che è invece la cosa che il mercato vorrebbe. Noi solo questo ci può salvare, la qualità, bisogna puntare solo su quello. Tutta la filiera biologica, le mucche mangiano quel fieno o quell'erba e quasi niente di cereali. Durante lo studio ho trovato questo prodotto interessante, l'idromele, che mi sono detto già da subito un giorno voglio provare a farlo. Ho fatto l'agraria come René e attualmente sto frequentando un corso, un ITS sul biologico, sempre a scuola a Feltre. Quindi il tuo futuro lo vedi qui, non è una parentesi questa? No, lo vedo qui, insomma, sì.
è assolutamente difficile la vita in montagna, perché comunque hai pochi servizi, perché si parla tanto di spopolamento della montagna, però magari ci sono delle attività che in montagna si possono fare, hanno un valore aggiunto, hanno qualcosa di più, no? Allora perché non provare, buttarsi? Ci vuole un po' di follia, Fare in modo che le reti alla base della gestione del patrimonio UNESCO lavorino insieme. I rifugi, i parchi, i produttori di qualità. Essendo anche noi produttori del fagiolo di Lamon, appunto inseriamo il fagiolo di Lamon, la carne, i bovini allevati sempre da noi, abbiamo la grigia alpina, quindi cerchiamo di mettere il più possibile. Per dire, in questo periodo abbiamo anche i mirtilli. Noi non vogliamo fare né nuove certificazioni, non vogliamo far fare una carta, non vogliamo far spendere una lira, piuttosto vogliamo far sì che le loro certificazioni messe sotto questo grande cappello possano avere uno slancio, un aiuto, una spinta. Noi secondo me possiamo comunque mandare avanti ciò che ci hanno insegnato i nostri nonni, valorizzando sia il loro lavoro che il nostro, che tutto il territorio. Secondo me bisogna anche spiegare ai turisti che vengono qui che appunto questo patrimonio rimarrà così mantenuto, protetto, intatto solo se c'è qualcuno che lo fa. E qui bisogna dire che chi lo fa sono soprattutto i contadini. Io quando mi alzo la mattina la prima cosa che faccio, vado sul terrazzo della mia camera e guardo verso l'orizzonte e penso ai progetti che farò durante i miei anni nella vita che mi aspetta, perché io sono ancora giovane e ho tanti progetti e magari non li realizzo tutti. Una montagna ogni giorno cambia, ogni giorno ci dà colori diversi, ogni giorno ha qualcosa di diverso come noi persone, e quindi io penso che le nostre montagne ci diano vita già da come sono loro. Ecco, direi di fare un applauso per questo bellissimo video realizzato dalla Fondazione UNESCO. Proprio per questo, per introdurre un po' quella che sarà la tavola rotonda, avrei il piacere di chiamare qui con me sul palco l'architetto Pierpaolo Zanchetta, referente della rete del paesaggio e delle aree protette della Fondazione Dolomiti UNESCO e della rete dei prodotti e produttori di qualità del patrimonio mondiale. Eccoci qui, architetto, le do il microfono già acceso. Ok, sentite? Sì, Ecco. perfetto. Buongiorno, benvenuto, buongiorno. grazie di essere qui. Abbiamo visto un video particolare e emozionale, se vogliamo dire. Ce lo vuole illustrare brevemente? Beh, questo è un video che parla da solo. Io ogni volta che lo rivedo spesso e direi che non c'è quasi nulla da aggiungere, perché veramente è esaustivo, è emozionale e spiega il risultato del nostro lavoro. Noi come Fondazione Dolomiti UNESCO siamo partiti, abbiamo il compito, di garantire la tutela, la valorizzazione, la promozione delle Dolomiti UNESCO partendo da due criteri, che sono quelli che l'UNESCO ha riconosciuto, il criterio geologico e il criterio del paesaggio. Noi in particolare, io mi occupo dell'aspetto del paesaggio e partendo dal paesaggio siamo arrivati qui, dove avete visto nel video, perché abbiamo capito subito che il paesaggio non è una cosa statica, fredda, che si guarda, non è semplicemente quello che vedono i turisti, ma è quello che alcune persone costruiscono. E quindi nella costruzione del paesaggio, nella manutenzione del paesaggio, ci siamo rivolti a quelle persone che secondo noi erano quelle che maggiormente costruivano un bel paesaggio, un buon paesaggio, ed erano i produttori di qualità, erano i giovani che investivano e costruivano il loro futuro all'interno di questo territorio. E quindi questa è stata la finalità proprio di aprire tutto un lavoro su questi soggetti, quindi non guardare semplicemente alla natura, ma guardare all'uomo, alle persone. E qui appunto noi vediamo
uno dei vari settori sui quali operiamo, ed è quello appunto dei produttori, ma lo scopo della fondazione, perlomeno lo scopo di questa sezione, perché la fondazione è composta di tante, noi le chiamiamo reti funzionali, cioè gruppi di lavoro, questo è uno delle varie reti funzionali, è quello di incrociare tutte le realtà che operano all'interno delle Dolomiti. Oggi avremo qui dei rappresentanti di alcune di queste categorie, ci sono i produttori, ma ci sono per esempio i rifugisti. Ecco, già mettere in collegamento, creare una possibilità di scambio di queste esperienze da coloro che producono a coloro che sono all'interno del bene riconosciuto e che possono divulgare questi prodotti, ecco, questo è solo uno dei piccoli tasselli di un grosso progetto che stiamo portando avanti, e direi che appunto le parole dei protagonisti di questo video spiegano esattamente quali sono le finalità. Andremo a breve ad introdurre il giro di tavola, la tavola rotonda che parla proprio di queste tematiche. Ci vuole dare proprio un assaggio di quelli che devono essere gli spunti da trarre assolutamente da questa tavola rotonda? La tavola rotonda può essere una tavola rotonda che affronta anche dei problemi, perché l'abbiamo sentito anche nel video. Lavorare in montagna significa lavorare in condizioni difficili, significa confrontarsi con un mercato difficile, un mercato appunto che cerca molta quantità e preferisce alle volte la quantità alla qualità. Teniamo conto di una cosa, la Fondazione Dolomiti UNESCO unisce delle amministrazioni che vanno dal Friuli Venezia Giulia, dal quale vengo io, alla Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano. Ecco, già mettere in rete, già collegare trasversalmente, non diciamo ogni montagna con la sua pianura, ma tra le persone che vivono in montagna, tra le popolazioni della montagna, ed elaborare una strategia unica per la montagna, ecco, già questa è una cosa stimolante che può essere fatta, proprio per superare quei problemi comuni che hanno tutte le persone che lavorano in montagna, che ovviamente fanno più fatica, hanno un mercato più piccolo, hanno tutta una serie di difficoltà, alle volte ci si mette anche il tempo, come abbiamo visto con la tempesta Vaia, e quindi bisogna concentrarsi e essere molto attenti in tutte le azioni che si fanno. Concentrarsi sul locale, ma essere estremamente aperti al mondo, all'esterno. E quindi noi stiamo costruendo queste reti interne, però stiamo anche costruendo delle reti che guardano verso, per esempio, ad altri siti UNESCO, perché i siti UNESCO sono un elemento di eccezionalità a livello mondiale. Ecco, far conoscere, far mettere in rete, poter creare degli scambi tra i diversi siti UNESCO e tra chi opera all'interno dei siti UNESCO è un'altra grande opportunità che possiamo perseguire. Bene, e io non posso fare altro che ringraziarla. Come al Presidente Antonina vi auguro di fare un bellissimo lavoro, di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. La faccio pure accomodare, chiamerei quindi qui con me, l'abbiamo già conosciuta, ma sarà la conduttrice nonché relatore di questo intervento, la dottoressa Roberta Garibaldi, per iniziare questo giro di tavolo, e quindi andrei a chiamare tutti gli ospiti che saranno qui con noi per questa chiacchierata formativa, soprattutto perché questa deve essere il fine, capire e trarre delle peculiarità di questi argomenti. Quindi vorrei chiamare con me Chiara Santarossa dell'azienda agricola Salietta, Mario Fiorentini del Rifugio Città di Fiume, presidente dell'Associazione di Gestori di Rifugi del Veneto, Massimo Scaletta, agriturismo dall'AIP dei Pape, e Gottfried Nagler della fattoria didattica Luc de Mourin. Allora. Eccoci qui, vi chiedo gentilmente di utilizzare un microfono a testa. E io, professoressa, le cedo la parola. Bene.
Bene, eccoci alla seconda parte in cui ci immergiamo partendo dagli spunti che abbiamo visto prima nella realtà e nel contesto delle Dolomiti. Le prime considerazioni che volevo fare sullo splendido lavoro che è già stato fatto fino adesso in quest'area, partendo dal riconoscimento, dal dossier, dalle linee guida davvero molto sfidanti che vi siete dati, e anche dal consapevolezza e dal livello di maturità sulla consapevolezza delle sfide verso il futuro che emergono dal video che abbiamo visto e anche dai video che ho visto qui, dai video che ho visto su YouTube che vengono in modo continuativo, che andate a pubblicare sul canale YouTube, e dalle buone pratiche di cui parleremo oggi, che rappresentano una qualità dell'offerta davvero rilevante che abbiamo a livello territoriale. Per cui l'occasione di oggi è di cercare di cogliere, sia magari dal discorso che ho fatto prima, sia da quello che abbiamo visto nel video, e di cercare di tracciare un punto della situazione e uno sguardo verso il futuro su come affrontare questi trend e come affrontare e trovare delle soluzioni insieme per un avanzamento ulteriore anche in funzione di un obiettivo, come per esempio quello delle Olimpiadi, che può essere utile avere come punto di riferimento, perché spesso questi grandi eventi servono proprio per darsi un tempo in cui raggiungere un obiettivo sfidante. Quindi partirei però da un giro tra di voi per presentare le vostre realtà e per poi entrare nell'analizzare le varie problematiche. Per cui partirei da Massimo e quindi andrei a parlare dell'agriturismo da lei, dal PEP, e quindi la Valle del Primero, dove tra l'altro sono stata ospite un paio d'anni fa sul tema dei formaggi. Avete fatto davvero un ottimo lavoro anche a livello di sistema e di integrazione tra ristorazione e produttori, che può essere davvero un esempio, e anzi spesso ne ho parlato come best practice. Per cui ti lascerei magari partire dalla tua realtà. Ok, sì, intanto buongiorno a tutti, ti correggo subito, il nome è un po' impegnativo, è Dall'Hype dei Pape. Infatti è per quello che ho detto, lascio a lui presentare i nomi. Esatto, abbiamo voluto legare il nome del nostro agriturismo alla località Dall'Hype. Pape invece è il nostro soprannome di famiglia, che è un piatto tipico della zona. La nostra azienda nasce ancora col bisnonno a fine 800 e il classico maso, diciamo, di montagna situato a 1200 metri sotto le pale di San Martino. La nostra azienda adesso è gestita appunto dalla famiglia. Siamo 3 generazioni in questo momento che sono presenti all'interno dell'azienda. E quindi dai miei genitori, io e i miei fratelli, e poi ci sono i miei figli, che in questo momento, adesso il più grande ha iniziato alla fondazione MAC e quindi porterà avanti, insomma, entrerà fra qualche anno in azienda. Noi abbiamo voluto fortemente, e anch'io finché ero piccolo, insomma, anche col nonno, ho sempre creduto all'azienda di famiglia, e abbiamo voluto negli anni renderla un'azienda multifunzionale. Questo difatti nel 2006 ha portato alla trasformazione dal maso di famiglia a un agriturismo che recepisce, diciamo, tutti i prodotti della nostra azienda, ma non solo, perché noi facciamo rete sul territorio anche, quindi le piccole aziende, prendiamo i prodotti dalle piccole aziende del territorio, e quindi questo ci crediamo, ma in montagna, soprattutto nelle nostre montagne, bisogna crederci, bisogna avere tantissima passione, perché torniamo al discorso di prima che si diceva, se guardiamo tutte le ore che facciamo di lavoro, non sono tutte pagate,
quindi devi proprio rimanere sul territorio in montagna perché ci credi, perché hai la passione e se questi riesci a trasmetterla, diciamo, di generazione in generazione. Ecco perché vedo anche i figli che insomma sono convinti e stanno andando avanti proprio su questa strada. Mm-hmm. E voi avete come realtà aderito a diversi progetti territoriali e ottenuto diverse certificazioni, dal biologico a progetti di rete proprio, magari se ci vuoi dire qualche cosa su questi che mi sembrano molto interessanti. Sì, allora nella Valle del Primiero, una su tutte c'è Greenway Primiero, che è questa certificazione diciamo di sostenibilità dove vengono utilizzate energie rinnovabili. Noi dal 2017 abbiamo la certificazione, siamo state una delle prime aziende, diciamo, sul territorio a mettere la colonnina per la ricarica delle macchine. Abbiamo buttato tanto anche e soprattutto in questi ultimi 2 anni a creare diciamo delle attività con le bike, soprattutto quest'anno, grazie anche a altre, diciamo, aziende in loco che propongono questi giri, anche perché comunque la nostra azienda si presta, essendo fuori dal paese proprio, quindi a metà montagna, e quindi abbiamo dei bei sentieri, delle belle strade dove si presta a fare questo tipo di attività. Siamo da 4-5 anni, abbiamo anche il marchio di biologico, perché comunque abbiamo creduto fin dall'inizio sulle coltivazioni, diciamo, in montagna devono essere salubri e naturali. Io dico sempre all'ospite che viene a trovarci in agriturismo: i primi clienti del mio prodotto sono i miei figli e mangiano il prodotto direttamente dalla pianta, quindi il prodotto deve essere salubre, deve essere biologico e coltivato come si deve. E dopo abbiamo, diciamo, il marchio Ecoristorazione già da diversi anni, questo perché appunto abbiamo voluto togliere tutte quelle che sono, diciamo, le monoporzioni, diciamo che ci è risultato abbastanza semplice, perché avendo reso l'azienda multifunzionale abbiamo tantissimi prodotti. Ultimamente anche abbiamo inserito i cereali, quindi ci facciamo la nostra farina, la nostra pasta fatta in casa, diciamo, dalle verdure, ai piccoli frutti, alla carne, una bella rete tra imprese, l'abbiamo creata anche, l'avete visto, il primo che avete visto sul filmato, il mastro birraio che presentava la birra, ecco, loro sono Bionoc e per loro coltiviamo il luppolo e una parte appunto dei cereali. Quindi appunto creare rete sul territorio, soprattutto in montagna, è fondamentale per poter andare avanti bene. Mm-hmm. Grazie mille, passerei a Chiara, così ci facciamo raccontare, buongiorno, la vostra realtà. Io rappresento l'azienda agricola Saliette. Prima avete conosciuto mio fratello nel suo campo di fragole, che è a Clout, qui dietro la diga del Vajont. È una delle zone delle Dolomiti un pochino meno conosciuta, quelle friulane. Noi qui coltiviamo quelle che sono le piante officinali, da cui poi ricaviamo gli oli essenziali e anche gli essiccati. Poi una piccola coltivazione di zafferano, come un po' particolare perché cresce in montagna. Di solito in Friuli lo si coltiva in pianura, che lo zafferano friulano è abbastanza diffuso. Noi siamo gli unici a coltivarlo qua tra le nostre belle Dolomiti. Poi abbiamo quelli che sono tutti i piccoli frutti, quindi dai vari tipi di ribes alle fragoline
a tutto ciò che possiamo coltivare quassù. Noi, a differenza del nostro amico, siamo la prima generazione. Noi non siamo dei montanari, ma noi veniamo da Pordenone, quindi dalla piena pianura. Abbiamo scelto questa vita perché la montagna ci piace, la rispettiamo e riteniamo che sia il caso di ripopolare la montagna e preservare la montagna, perché se noi preserviamo la montagna la pianura ne ha di che beneficiare, e quindi abbiamo preso questa decisione. Mio fratello ha fatto degli studi all'Università di Udine, lui è agronomo. Io di agricoltura non ne capisco niente perché sono nata e cresciuta in cucina, però le piante e i frutti sono una cosa speciale, come si parlava prima della cucina, però ecco, noi non abbiamo cucine o così, abbiamo solo questa piccola azienda agricola nata nel 2016, quindi siamo giovani e vorremmo portarla avanti in un posto isolato e periferico delle Dolomiti, appunto per farle conoscere a tutti, anche questa zona un po' così marginale del patrimonio, che è molto bella e molto, molto particolare, perché a differenza di altre qua troviamo ancora proprio la natura senza nulla. I rifugi sono ancora i vecchi rifugi, un pochino così, proprio casalinghi, e quindi abbiamo deciso di coltivare qua e spero di poterla portare avanti il più a lungo possibile questa avventura, perché è una vera e propria avventura. La cosa difficile, come si diceva, è riuscire a far arrivare la gente, prima di tutto perché essendo poco conosciuta anche a livello turistico si fa tanta fatica a far arrivare sulla gente, e anche a far reperire il nostro prodotto al di fuori di questa splendida valle. Certo, rappresenti quella che è un po' l'agricoltura di ritorno, no? Negli ultimi anni abbiamo visto tante persone da settori diversi, contesti diversi, che hanno deciso di riabbracciare il lavoro agricolo e riavvicinarsi a queste professioni, ed è un bellissimo effetto di tutto ciò che abbiamo parlato prima, no? Del nuovo ruolo dell'enogastronomia nel turismo, ma anche nell'apprezzamento e la rilevanza e i valori che riscopriamo in queste pratiche, ed è un bellissimo, no? Dopo un allontanamento ci si riavvicina. Io sto lavorando pre-Covid, lavoravo per l'Indonesia, per fare un esempio, dove loro hanno un grosso problema in questo momento, ancora sono paesi dove hanno il deflusso, no? Dall'agricoltura di persone che abbandonano. E faccio un esempio, sto lavorando sull'isola di Bali, dove si sta perdendo la coltivazione del riso e i terrazzamenti perché le persone vanno verso le città. Noi invece siamo in una fase più... abbiamo maturato e capito questa consapevolezza, adesso c'è questo bellissimo processo di ritorno che rappresenta appunto qui esattamente un po' il passaggio che hai fatto tu, e trovo che sia appunto qualcosa, e per me l'ottica Covid incentiverà ancora di più questo tipo di passaggio, sia lo smart working sia la sensibilità che stiamo ritrovando sempre più. Sì, la cosa difficile è far capire alle persone la difficoltà che c'è nel coltivare e nel far avere il materiale, perché quando uno ti chiede vorrebbe subito tutto, eccetera. Noi coltiviamo in campo aperto perché tuteliamo il territorio, perché come l'UNESCO ci insegna, noi dobbiamo conservare il nostro territorio e siamo i primi a doverlo fare, e quindi stiamo attenti anche a quello che pratichiamo. In effetti noi coltiviamo solo ed esclusivamente in biologico, perché giustamente, insomma, come diceva prima, io sono la prima a mangiare quello che coltivo, di conseguenza insomma voglio mangiare bene, e quindi sì, e poi è far arrivare proprio il materiale al di fuori del territorio, perché siamo a mezz'ora di strada da qua, però è un macello far arrivare, come appunto racconto sempre, mi è stato più semplice spedire del materiale a Hong Kong
che in 24 ore questo ci telefona e ci dice abbiamo già la roba qua, e che rimani un po' chiaccavalese, un povero chef che avrebbe avuto piacere di utilizzare la nostra frutta fresca, le nostre cose, e non riusciamo a farglielo avere. Cioè, abbiamo provato in tutti i modi, oppure spedire della menta, cioè ti informi, cerchi le aziende, eccetera. No, 3 giorni arriva, 5 giorni per arrivare in Puglia, praticamente questo gli è arrivato fieno. Cioè, certo. Non siamo dispersi in cima all'Everest, siamo a mezz'ora da un'autostrada. Eppure è un problema, e questa è la più grande difficoltà che noi abbiamo, veramente tangibile. Oltre al fatto, va bene, di coltivare, che il terreno è povero, dobbiamo fare delle lavorazioni particolari, tutte queste cose, ma quello non è un problema. Il problema è far arrivare fuori dalla valle le cose. Io posso fare la cosa più buona, la cosa più bella, però se non va fuori me la mangio. Certo. Non mi resta soluzione. Stai toccando i punti, però prima vorrei finire un giro di presentazione di tutti e poi affondiamo un po' sulle tematiche, e quello della logistica sicuramente è una delle prime da affrontare, penso, per tutti voi, ecco, perché ognuno, per esempio, sul tema dei rifugi, la logistica, però eviterei, magari facciamo prima una presentazione delle vostre realtà e poi cerchiamo di affondare. Quindi passerei la parola a Mario, che abbiamo citato già i rifugi 2 volte, rappresenta la realtà dei rifugi delle Dolomiti. Buongiorno a tutti, grazie dell'organizzazione e dell'opportunità che ci date. Io ho la fortuna di gestire uno dei 66 rifugi che ci sono all'interno del patrimonio, e noi come gestori di rifugio abbiamo capito subito la grande opportunità che avevamo di valorizzare il territorio nel quale il rifugio era inserito, per cui grazie alla Fondazione Dolomiti UNESCO e con la Fondazione Dolomiti UNESCO abbiamo subito cercato di far partire una rete, si parla tanto di reti, però un qualcosa che permettesse a noi di lavorare in sinergia, di creare delle relazioni che ci permettessero di promuovere al meglio tutte quante le opportunità che questo territorio effettivamente ci offre e ci permette di vivere e di visitare. In questi ultimi anni, ma forse già dall'inizio, ma soprattutto in questi ultimi anni, la percezione dell'esigenza di far passare non solamente il panorama, il patrimonio in quanto realtà che ci circonda, ma anche quello che il territorio produce, è diventata sempre più pressante, anche se ovviamente dobbiamo fare i conti con quella che è la storia dei rifugi. I rifugi sono un posto di ricovero, di accoglienza di coloro che vanno in montagna, e quindi non sempre abbiamo la possibilità di gestire al meglio anche questo tipo di opportunità e di necessità che stiamo vivendo e riscontrando ogni giorno praticamente. Grazie mille, grazie. Passerei non posso dire Goffredo perché sennò, come diceva prima, non dirlo in italiano. Se ci vuoi raccontare un po' la tua realtà, anche tu, e presentarti. Sì. Vediamo. Grazie. Buonasera a tutti, sono Gottfried. Rappresento qui il Luc d'Amurin, che è una piccola realtà agricola in Val Badia, a Badia. È uno di quei masi di cui non si vive solo del maso, quindi è la mia seconda professione. È un maso che ha molta storia, perché in quel luogo sono documentate costruzioni dal 1296. Poi la mia famiglia, i miei antenati hanno preso possesso, hanno acquistato il maso intorno al 1735 così, e siamo quindi un maso a vito, un maso chiuso, trasmesso per le generazioni per almeno 200 anni, e quindi insigniti dell'icona Erbhof in Alto Adige, che è maso a vito.
sono qui, potrei dire amministratore delegato, perché il Maso è una cosa di famiglia, quindi io sono sulla carta del proprietario, però siamo in tanti a lavorarci, quindi le generazioni, insomma, i miei genitori, i miei figli, mia moglie. Dal 2014 abbiamo preso il Maso da mio padre e abbiamo pensato di svilupparlo nella didattica e nell'agriturismo, nell'ospitare persone. Quindi le nostre provenienze, mia moglie lavorava al Muse, ha studiato geologia, io provengo dal mondo dei parchi naturali, a cui lavoro da 20 anni, e quindi abbiamo portato dentro queste nostre esperienze facendoci certificare come fattoria didattica in Alto Adige, una quindi delle 25 fattorie didattiche dell'Alto Adige, la prima di questo tipo in Val Badia, e quindi abbiamo una microproduzione agricola, abbiamo del bestiame da sempre e cerchiamo di formare, abbiamo scolaresche, abbiamo turisti e abbiamo un appartamento dove noi diciamo sempre non vogliamo solo far pernottare, ma vogliamo fare un po' vivere il Maso, e quindi li portiamo a vedere il fieno, il bestiame e tutto quanto, e cerchiamo di dare queste nozioni culturali che citava anche lei prima, che il turista ricerca e che noi ci accorgiamo che questo ricerca. Allora, abbiamo tantissimi spunti su cui poter affrontare, già ciascuno di voi nelle prime introduzioni ha toccato molti di questi aspetti. Sicuramente quello che ho visto come fil rouge che magari andiamo avanti ad affrontare è quello della logistica, cioè se noi vogliamo davvero creare questo tema di collegamento tra agricoltura e ristorazione, è fondamentale riuscire a far sì che i prodotti arrivino nel migliore dei modi. Se noi vogliamo sviluppare una ristorazione di qualità gourmet nei rifugi, noi dobbiamo aiutare questo processo di rifornimento e logistico. Penso che ognuno di voi vive un pochino questa situazione. Quindi secondo voi qual è lo stato dell'arte oggi e quali sono le soluzioni che potrebbero essere adottate ed integrate per riuscire ad ottimizzare questo? Perché, come abbiamo detto nella prima parte, se noi riusciamo a valorizzare al meglio i prodotti del territorio e far sì che vengano abbracciati anche dalla parte ristorativa e alberghiera, noi riusciamo a soddisfare al meglio il turista, ma portare anche più indotto, più ricchezza sul territorio, e quindi ci sono dei benefici, delle ricadute da moltissimi punti di vista. Preserviamo l'ambiente, il paesaggio, tuteliamo posti di lavoro e così via. Quindi uno dei temi, cito oggi, qualcuno le chiama, non so, infrastrutture digitali, e dice per esempio che il lavoro egregio che ha fatto Amazon nell'innovare il processo di distribuzione, forse oggi anche il pubblico dovrebbe darsi da fare per non che rimanga una situazione monopolistica, ma che possa che possano anche i piccoli, con delle condizioni più vantaggiose, entrare nell'online e favorire questo passaggio. Butto lì una possibile via di soluzione, per cui ci sono per esempio alcune destinazioni che stanno già lavorando nel creare delle soluzioni digitali per favorire questi passaggi. Quindi, visto che magari parto da Chiara, che visto che uno dei tuoi punti che spesso affronti è proprio questo, partirei da te. Ma è una sfida veramente importante questa, perché effettivamente non c'è una soluzione semplice da dire, si fa così, sicuramente le cose vanno bene. Diciamo che, appunto, come si diceva, l'utilizzo online, creare un qualcosa che possiamo, cioè anche la società stessa, quindi non lo so, i comuni, le province stesse, creare un qualcosa che qualche mezzo di trasporto che ci dia l'opportunità che vengano in montagna in modo facile. Non pretendo che venga su un camion, perché lo stesso noi, come tutte le produzioni di montagna, non abbiamo una cosa infinita, abbiamo piccole cose, però
se noi ogni volta, appunto, per riuscire a far reperire il materiale dobbiamo prendere e scendere a valle, per noi scendere a valle significa andare a Pordenone, perché c'è più facile essendo in Friuli, sono comunque 40 minuti di strada andare, 40 tornare, cioè diventa o lavori o porti il materiale a valle, questo è fuori discussione. Quindi trovare una soluzione anche da parte delle amministrazioni che magari creino un qualcosa, ma un po' per tutti, perché anche in effetti la montagna si è spopolata anche per questo, perché ti dicono non vale la pena coltivare in montagna perché mi costa troppo portare fuori la roba. È vero, cioè noi abbiamo dei costi di gestione in questo senso che sono altissimi, cioè alle volte dici vado fuori a pari, punto, ma perché? Perché non riesci a fare in altro modo. Quindi un qualcosa che da parte delle amministrazioni magari ci aiuti a far scendere il materiale. Abbiamo cercato in tutti i modi, anche aziende private che ad esempio c'è una piccola società nella zona di Udine che fornisce con i prodotti del Friuli i ristoranti, e però loro fanno capo a Udine, cioè noi andare a Udine è un'ora andare, un'ora e tornare. Se io devo andare giù per 1 chilo di lamponi e mezzo chilo di fragoline, ragazzi, non mi pago neanche la benzina, cioè, quindi quello manca, e quello forse potrebbero intervenire in qualche modo le amministrazioni. Lì io la bacchetta magica, a dire il vero, non ce l'ho. Non so se qualcuno ha più fantasia di me ed è più bravo, che mi dà qualche dritta magari, dei miei colleghi. Mario, tu sentirai sicuramente questo tema sulla realtà dei rifugi. Dunque, la problematica di reperire e di riuscire ad avere nei rifugi i prodotti locali è molto grossa, molto difficile da risolvere. Innanzitutto perché bisogna distinguere bene all'interno del mondo rifugi le tipologie di rifugio. Ci sono delle strutture che sono molto lontane, molto disagiate dal punto di vista logistico, quindi elicottero, teleferica, altre ovviamente di meno perché magari hanno delle carrabili che gli permettono di arrivare. A livello di 66 rifugi della Fondazione del Patrimonio UNESCO, messi diciamo così, in rete dalla Fondazione, è forse la prima aggregazione dove le caratteristiche dei rifugi sono diciamo abbastanza simili, sono abbastanza omogenei tra di loro, e quindi quando si parla, non dico che si può parlare a nome di tutti, cosa che in altre situazioni è impossibile, però insomma diciamo un denominatore comune ce l'abbiamo. Siamo normalmente lontani dalle strade carrabili, le vie di comunicazione, e quindi la problematica della logistica si sente molto per qualsiasi tipo di prodotto, e in particolare ovviamente per le piccole produzioni locali. Abbiamo già avuto modo di confrontarci con Irma, che abbiamo visto prima nel video, proprio per capire quale poteva essere una delle strategie, una delle soluzioni a questo problema. Quella che abbiamo individuato è sicuramente quella di riuscire a relazionarsi in maniera stretta con il produttore o i produttori locali molto vicini al rifugio, e con loro cercare di trovare delle strategie logistiche per portare il prodotto nei tempi e nei modi opportuni, e dall'altra parte, quindi da parte nostra, cercare di capire con quelle produzioni quali possono essere le soluzioni applicative, chiamiamole così, all'interno dei nostri menù, delle nostre proposte. Come dicevo prima, noi a livello cioè i rifugi hanno comunque un lavoro istituzionale che è quello di accontentare e cercare di servire tutti quelli che arrivano. Le strutture sono, chiamiamo quelle che sono, cioè hanno un perimetro molto limitato, e di conseguenza non possiamo dedicare dei fornelli, dei fuochi a fare una cosa piuttosto che un'altra. Quindi dobbiamo cercare di coniugare diciamo così, il lavoro appunto istituzionale che dicevo prima, che è quello di accogliere e di soddisfare le prime necessità di tutti coloro che passano, e quindi tutti coloro che hanno ancora la visione classica del rifugio,
e coniugarla e abbinarla a quella potenzialmente molto interessante di soddisfare anche tutti coloro che magari vogliono arrivare in rifugio e trovare e avere l'opportunità di gustare, di assaporare, di sentire i gusti anche del territorio stesso. Quindi io quello che suggerirei è proprio quello di riuscire a creare una stretta sinergia tra i gestori dei rifugi e i produttori molto vicini tra di loro e su quello poi capire quale può essere la soluzione logistica e quali possono essere le applicazioni di quei prodotti al menù che il gestore con la sua struttura può andare a proporre. Mm-hmm. Grazie mille, consideriamo che questo è un tema dibattuto in tutti i territori dove andiamo a sviluppare il turismo enogastronomico e che quindi ovviamente è un tema su cui si sta cercando soluzione. Io ne ho lavorato su diversi territori in Italia dove si è lavorato su questo. Ovviamente quando si parla di montagna il problema è all'ennesima potenza, nel senso che è un problema diffuso, in montagna ancora di più, per cui sicuramente la via avete lavorato comunque bene nella Valle del Primiero da questo punto di vista e quindi magari ti faccio dare un po' il vostro approccio. Sì, allora mi ricollego un po' al discorso della vendita del prodotto fresco. Noi abbiamo anche noi Piccoli Frutti, soprattutto all'inizio eravamo soci di una famosa cooperativa, trentina, però ovviamente a 1 ora e mezza di macchina, quindi portare a conferire il prodotto, soprattutto quando magari si trattava di 5-6 plateau, diventava altamente antieconomico. Diciamo che un po' alla volta questo discorso l'abbiamo risolto perché con l'apertura dell'agriturismo abbiamo puntato fin da subito all'utilizzo dei nostri prodotti al massimo, ecco perché appunto anche l'azienda multifunzionale e quando magari così per caso poi avevamo pochi plateau di Piccoli Frutti, di fragole o altro e era antieconomico portarli, si trasformavano. Da lì abbiamo iniziato, ma che buone, le marmellate, l'ospite, e quindi da lì abbiamo aperto il nostro piccolo laboratorio ed ora utilizziamo il fresco durante l'estate per l'agriturismo e per alcuni rifugi, ristoranti, pasticcerie della zona che ci chiedono il prodotto fresco. Il resto trasformiamo tutto e vendiamo praticamente il prodotto trasformato tutto l'anno. Abbiamo una bella sinergia con qualche rifugio della valle dove prendono i nostri trasformati, tipo i succhi, qualche salsa da fare degli abbinamenti con i formaggi e così via, e quindi ci troviamo veramente, da un paio d'anni abbiamo iniziato questa bella sinergia con i rifugi. Ecco, su quanto riguarda invece il discorso fattoria didattica, noi fin all'inizio abbiamo avuto un forte un problema sui costi che dovevano sostenere le scuole per il trasporto. Costava di più un autobus da fargli fare 10 km che portare i nostri ragazzi a una fattoria didattica a Verona dove accoglie magari 15 pullman, queste finte fattorie didattiche, e costava meno. Lì abbiamo dovuto cambiare un po' tipologia di approccio sulle attività didattiche e quindi le scuole vicine, fargli fare una passeggiata accompagnati magari dai nostri asinelli e quindi stimolare anche i ragazzi nell'arrivare in azienda e dopo puntare tanto al turista durante l'estate presente sulle varie strutture della zona
che è automunito e che viene direttamente in azienda, e gli facciamo 3 tipologie di attività didattica, una legata alle api, una legata agli asinelli e una legata a quella che è proprio fargli conoscere, diciamo, tutta la nostra azienda. E questo tutto legato appunto all'agriturismo, che diciamo è ormai diventata la colonna portante della nostra azienda, insomma, ecco, perché appunto lì c'è l'essenza, diciamo, del valorizzare al massimo tutti i prodotti e tutti i nostri sforzi che ci mettiamo nell'azienda agricola, e li vengono valorizzati al massimo, insomma. Grazie, per cui a te magari chiederei un affondo sul tema della fattoria didattica, che ha un ruolo estremamente importante. Citavo prima, anche nella prima parte, quanto l'educazione sia una leva per un consumatore, un turista più consapevole, e sicuramente partire dalle scuole è un passaggio nodale proprio per riuscire poi a valorizzare al meglio la nostra enogastronomia. E quindi voi avete fatto questa scelta, e magari ti farei fare un commento e 2 considerazioni su questo. Allora, le fattorie didattiche in Alto Adige sono abbastanza strutturate, non siamo tantissime, siamo attualmente 25, però facciamo parte di un progetto che richiede una certificazione, quindi alla base per fare fattoria didattica c'è un corso di formazione di oltre 100 ore. Poi viene in azienda una commissione che valuta sia la sicurezza, perché in quel momento che la scolaresca viene sull'azienda è come se fosse a scuola, quindi l'azienda è come un luogo extrascolastico che deve in qualche modo soddisfare i requisiti di una scuola. Poi guardano l'offerta didattica e appunto la formazione e anche l'igiene, perché diciamo ogni visita sulla fattoria didattica è correlata a una merenda, quindi non proprio pasto, ma una merenda, che possono essere varie cose, e là cerchiamo di elaborare pian piano, un po' alla volta, dei prodotti nostri, o insieme al macellaio dei salumi, oppure della carne nel nostro allevamento, oppure semplicemente le uova o altre cose. Il discorso del trasporto è un tema. Adesso noi siamo in Val Badia, abbiamo la fortuna di essere vicini a una fermata di un autobus di linea, quindi riusciamo in qualche modo ad accogliere abbastanza facilmente alcune scuole, però essendo in Val Badia le scuole ce ne sono poche, e già magari la pusteria è già un po' lontana, e via via. Conosciamo colleghi che sono, non so, nei dintorni di Bolzano, e hanno tutto un altro pubblico. Anche noi quindi l'anno scorso, dove eravamo abbastanza a regime, abbiamo fatto 3/4 quasi con turisti e l'altro quarto con le scolaresche. Però io dico è come una goccia quella che facciamo noi, perché siamo piccoli. Abbiamo avuto l'anno scorso circa 400 visitatori, che però per la nostra azienda è tanto, però riuscire a trasmettere degli argomenti molto semplici, non so, parlavo prima dell'uovo, è successo un aneddoto interessante che mia moglie fa una bellissima attività sulla gallina, collegata, non so, all'evoluzione, a varie cose, e quindi una bambina, una turista, voleva, insomma, le abbiamo offerto le uova sode, e la mamma no, mia figlia non mangia uova. Però la bambina aveva visto le galline come erano, ne ha mangiate 3 per la prima volta. Quindi è una cosa che sembra banale, però il fatto non è cucina gourmet, è un semplice ovetto di gallina, che però tanto semplice non è alla fine, perché c'è tutto un mistero dietro. Raccontandogli una storia, come diceva giustamente, cercando di raccontare delle storie, si riesce a portare questo.
E Sì, se posso fare un passaggio, commentavo oggi quando venivo qua in macchina, perché poi avete da lombarda dei termini e delle situazioni che sono molto peculiari della parte delle Dolomiti. Io devo dire che ho una casa in montagna in altri luoghi, quindi ho frequentato nella mia vita purtroppo poco le Dolomiti. Ma da persona esterna, un maso chiuso, adesso c'erano degli altri termini prima, le regole d'Ampezzo, ne cito altri, cioè ci sono dei termini che voi quasi date per scontati, ma che una persona che viene da fuori non conosce e quindi che sono anche estremamente affascinanti come storie, e quindi dare una chiave di lettura ai turisti che magari non sono i frequentatori locali, che vengono ovviamente molto spesso, però è davvero, ci sono delle storie meravigliose dietro le vostre tipicità e usanze che sono proprio peculiari, per cui secondo me la parte narrativa è davvero molto bella riuscire a strutturarla sia a voce sia, come citavo prima, magari trovando anche modi diversi, no? Dalle etichette a qualsiasi altro modo, per cui Potrei aggiungere solo al discorso di prima di Chiara sul portare i prodotti, solo un'idea che mi è venuta. A Terlano la cooperativa degli asparagi ha un taxi che raccoglie gli asparagi più volte al giorno. Chiaramente non è tanto lontano, però magari come input si potrebbe pensare a una qualche forma simile. Come si può dire, appunto facciamo rete anche in questo, cioè ci diamo una mano, vedi, un'idea può essere questa. Perché effettivamente il problema è sempre quello, insomma, far scendere le cose. Ma nella vostra zona ci sono altre aziende? Riuscite a collaborare? No, siete da soli? Sì. Cioè, qui hai un'altra grossa azienda che produce insaccati, che è la Pittina, famosa un po' dappertutto per compost residuo slow food, però a livello agricolo no. No, diciamo che Cloud fa 800 abitanti, ma è una valle che si è spopolata tantissimo, tutta la zona partendo da Erto, Casso, Cimolais, Cloud, Barcis è il centro un pochino più grosso perché c'è il lago, però è una valle quasi disabitata se andiamo a vedere alla fine. È sempre stata una valle difficile perché molto chiusa. In effetti la prima strada di comunicazione è stata la strada del re, che l'ha voluta il re, che veniva da Montereale. Prima riuscivi a svalicare attraverso i sentieri di montagna, non avevi altre soluzioni. E poi quindi è una valle abbastanza particolare ed è stato semplice che si spopolasse. Hanno cercato in tanti modi di valorizzarla con zone artigianali, questo e quello, ma la difficoltà è sempre stata tanta. In effetti non ha mai preso uno sviluppo importante. Noi quest'anno abbiamo avuto grandi soddisfazioni con un rifugio che è lì vicino, che è il rifugio Pradut, con cui abbiamo collaborato parecchio, quindi dandogli i frutti di bosco o lo zafferano, che facevano un orzotto con lo zafferano. E cosa facevano? L'idea è stata, lo producono loro, scendete da noi e passate praticamente quasi accanto alla loro azienda, quindi la gente cosa faceva? Entravano e venivano a farsi il giro. Noi abbiamo una bella cosa che possiamo fare e portiamola, non è molto regolare, ma insomma alla fine della fiera bisogna arrangiarsi nella vita, come sappiamo sempre, e li portiamo nel campo. Quindi questi bimbi, c'era una bimba, mi ha fatto morire dal ridere, di Milano, arriva e la porti nel campo con i sandaletti, e noi viviamo in una pietraia perché noi abbiamo solo 10 centimetri di terreno fertile perché il resto è tutta roccia macinata, e quindi questa arriva con i suoi sandaletti, ma è scomodo camminare qua, e il papà le fa vabbè, pazienza, non ti abitui. Dopo un po' ha cominciato ad andare verso le fragoline dove il terreno è più morbido, eccetera, ha tolto i sandali e ha cominciato a camminare scalza anche se c'erano i sassi.
E quindi hai visto che comunque ha fatto un'esperienza anche sensoriale, poi ha cominciato a camminare in mezzo alla menta e i vari tipi di mente e dire che profumo, che bello, e non andava più via, mentre prima appena arrivata ha brontolato. Ed è stato molto bello perché effettivamente una bambina di 6 anni così, quindi, cioè sono le piccole soddisfazioni, fai fatica ad avere questo, però insomma il fatto di aver collaborato con questo rifugio ci ha dato questa opportunità quest'anno ed è quello che vorremmo fare in futuro. C'è anche un altro rifugio che purtroppo non è stato aperto perché ho ancora causa vaia, la strada non è ancora agibile, quindi e allora però piano piano è quello che noi cerchiamo di fare, però siamo sì l'unica azienda della valle, l'azienda agricola di questo tipo. Anche secondo me anche come la tua piccola azienda, tipo i gruppi d'acquisto, entrare magari in qualche gruppo d'acquisto qua della zona può essere una cosa. Noi per dire su abbiamo anche una bella collaborazione con la rete Slow Food, abbiamo creato questo gruppo WhatsApp dove ci sono dentro cuochi, ristoranti e tanto altro ancora, e quando qualcuno oggi ho raccolto le verze, ho raccolto i piccoli frutti e così, guardate appena raccolti, e poi te li ordino, fai un messaggio WhatsApp, guarda che ho bisogno di questo, questo e questo, anche potrebbe essere una soluzione, però sicuramente soprattutto al giorno d'oggi un buon sito rinnovato, come per dire abbiamo fatto anche noi quest'anno, tutti i vari Instagram, Facebook e così è fondamentale, mai non puoi stare senza. Sì, noi in una rete così ci siamo entrati, ad esempio in un gruppo d'acquisto, però riusciamo a fare con il prodotto essiccato, perché allora l'essiccato va bene, non hai tempi, oppure quello che sono gli oli essenziali, quelle cose lì. Sul fresco è sempre un po' appunto il nostro tallone d'Achille, proprio scendere, perché non abbiamo personale, perché siamo io, mio fratello, mio papà e mia mamma, e quindi alla fine sì, se uno raccoglie, l'altro raccoglie, eccetera, diventa sempre quello il nostro problema. Noi ci siamo organizzati così 2 giorni alla settimana, perché mio fratello va come secondo lavoro in una fattoria sociale che c'è giù a Pordenone, e lì insegna a questi ragazzi ovviamente le coltivazioni, quel che è. Allora approfitta di partire prestissimo e di far reperire in alcune pasticcerie o ristoranti che ci chiamano il materiale, però sì, sono 2 giorni alla settimana e mettiamo assieme le due cose perché effettivamente siamo un po' distanti, per quello ci serviva uno spunto, però effettivamente come mi ha detto il servizio taxi, ecco, che si può trovare sempre qualcuno per farla reperire, quello è il discorso. Magari faccio un passaggio, hai fatto cenno al camminare a piedi nudi sulla menta prima, perché il tema dell'olfatto, cioè a livello turistico più riesci a sensibilizzare su più sensi, più sei efficace. Ci sono bellissimi studi oggi sul tema dell'olfatto e del turismo, e ci sono situazioni oggi all'estero dove stanno creando proprio percorsi sensoriali dove andare a camminare per far salire gli effluvi durante le visite nelle aree rurali, e quindi è un tema molto attuale, questo è molto interessante e spesso non considerato, quanto invece può essere una bella leva di sviluppo. E invece tornerei da Mario parlando un po' del rapporto tra la ristorazione di alta quota e la qualità. È un binomio possibile effettivamente? Per la scarsa omogeneità appunto che c'è tra le strutture, non sono sovrapponibili tra di loro, quindi si fa fatica a generalizzare, perché ognuno ha delle caratteristiche diverse di accesso, di fruizione. Ci sono dei rifugi che sono punto di arrivo, altri che sono punto di partenza, e quindi la modalità con la quale il gestore deve rapportarsi e proporre le cose oggi ancora deve essere prevalentemente funzionale all'esigenza storica che ha il rifugio, cioè quella appunto di accogliere, di soddisfare delle esigenze
chiamiamole primarie, e dopodiché il fruitore prende e continua la sua esperienza di montagna. In questo scenario riuscire a coniugare anche una soluzione, una proposta di qualità di proposta territoriale, ognuno sostanzialmente deve scegliere la modalità giusta, funzionale alla sua struttura, quindi potrebbe essere tutti i prodotti del territorio, se riesce a reperirli e se ha la possibilità di farlo perché la struttura glielo consente, fino ad arrivare a scegliere magari un piatto, una soluzione unica che è quella che gli permette e che gli è permessa perché riesce a reperire il materiale e riesce anche poi a proporla in maniera efficiente. Nel caso mio specifico, se io dovessi preparare solamente piatti tipici con prodotti locali, probabilmente più di metà delle persone che passano mi manderebbero a quel paese volentieri, perché ovviamente il tempo tecnico per fare una cosa di qualità probabilmente non è sovrapponibile a quello dell'esigenza spicciola di chi va in montagna. Noi in montagna siamo privilegiati per certi aspetti, per altri invece, essendo l'unica struttura presente in un determinato posto, non è che possiamo dire no, guarda, non abbiamo più niente o abbiamo tutto occupato, arrivederci. Quindi questo tipo di situazione ci condiziona il modo di lavorare, sempre tenendo conto che con la parola rifugio non si identifica sempre lo stesso tipo di struttura, perché ci sono dei rifugi che hanno la classificazione rifugio per tutta una serie di situazioni legate alla legislazione in vigore nelle regioni, piuttosto che a situazioni storiche, dove però la tipologia della struttura sconfina molto di più nel ristorante e quindi quella è una situazione più favorevole forse, anche se poi diventa meno privilegiata perché non è più in un ambiente così particolare, così eccezionale come potrebbe essere invece quello di un rifugio d'alta quota inserito nel territorio delle Dolomiti UNESCO, e quindi il coniugare le due cose è veramente difficile. E soprattutto io continuo un po' a insistere che nella personalizzazione noi dobbiamo cercare di personalizzare i menù in base alla struttura, alla caratteristica del luogo in cui siamo e alla possibilità di reperire il materiale. L'esempio del Pradut che faceva Chiara mi pare che sia proprio quello che forse è la soluzione più facile e che permette effettivamente di dare dei risultati a chi utilizza il prodotto, a chi lo produce, e poi il ritorno classico. Noi utilizziamo 3 prodotti nella mia struttura che hanno a che fare con il territorio, anche se non così vicini e se non così diciamo da artigianali, sono mediamente artigianali, però vengono letti in maniera molto attenta. Ci vengono fatte delle domande, riusciamo a raccontargli le storie delle strutture perché hanno delle particolarità che sicuramente sono meno particolari, chiamiamo così, di un'azienda tipo le loro, perché hanno quel po' in più di industriale forse, che però sono locali e ci permettono di dare quell'indicazione, quelle storie un pochino, quelle di cui abbiamo parlato prima nella relazione, e sicuramente quelle sono delle cose in più che si riescono a fare, però bisogna trovare il bandolo della matassa proprio all'interno di un circuito molto stretto, che va a caratterizzare la struttura, le opportunità che quella struttura può avere in tema di gastronomia, di enogastronomia e territorio, quindi cosa può proporre il territorio come produzione. Grazie, collegarsi all'identità è un passaggio importante. Tornerei un attimo sul tema del maso chiuso. Quali sono i benefici in generale di un maso chiuso e quelli che riscontri nella tua attività specifica? Diciamo, il maso chiuso ha garantito nel tempo, perché le origini risalgono ancora al tardo medioevo, quindi al 1400 e passa, ha garantito un non spezzettamento delle superfici, quindi ha tenuto insieme i masi, perché è difficile staccarne un pezzo o dividerli,
Quindi ha avuto sicuramente anche un influsso sul paesaggio, diciamo arginando un po' le costruzioni dappertutto, insomma in campagna. Ha poi, diciamo, avendo una certa base di superficie, la famiglia fa meno fatica a portare avanti il maso, diciamo, non è basato su contratti di utilizzo temporaneo, ma è proprietà in questo senso. Naturalmente come azienda, come secondo lavoro, bisogna un po' far funzionare bene tra il lavoro principale e il secondario, e ci sono un sacco di esempi in questo senso. Chi è troppo piccolo, chi è medio e fa fatica a fare le due cose, e chi invece riesce a vivere del maso stesso. Come diceva il collega prima, l'agriturismo è sicuramente un motore che, io dico sempre, è un po' di liquidità per fare anche gli investimenti che servono nel tempo sull'azienda. Sì, è particolarmente apprezzata. Diciamo, in primis, vabbè, la scelta etica comunque che ho spiegato prima. Diciamo che di contro c'è un po' la burocrazia un po' che ti frena un attimino. Ormai si fanno carte per qualsiasi cosa, quindi però purtroppo noi come piccole aziende facciamo tanta fatica, perché non abbiamo come la grande industria delle persone dedicate che fanno solo quello. Noi siamo dei jolly, dobbiamo fare di tutto, e quindi la burocrazia ci porta via tantissimo lavoro. Essendo delle aziende a conduzione familiare, questo incide tanto poi alla fine dell'anno. Però lo facciamo ben volentieri, e lo facciamo anche capire al turista, diciamo, che viene nella nostra azienda, che è una scelta anche di vita, diciamo, il biologico. Dobbiamo però purtroppo fargli capire anche che il biologico, diciamo, soprattutto delle piccole aziende di montagna, ha il suo costo, il prodotto, perché purtroppo trovano al supermercato il biologico a dei prezzi, e questo dobbiamo spiegarglielo, dobbiamo fargli capire, diciamo, un po' la differenza anche delle grosse aziende biologiche che magari ci sono nel centro Italia di 300-400 ettari rispetto alle nostre che hanno qualche ettaro. E oltretutto il fatto che coltivare in montagna, il tempo che ci vuole a coltivare un ettaro in montagna, in pianura ne coltivi magari 50, quindi e di conseguenza i costi, è tutta una catena, e questo sta a noi saperglielo spiegare con storytelling, con tutto il discorso che si diceva prima. Anche questo ci aiuta, anche in questo i vari social e così ci aiutano, insomma, chi ci segue anche sul nostro sito, sui nostri vari social, glielo facciamo capire, insomma, ecco. Ho portato un esempio prima, avevo una borsa, in questi giorni non abbiamo la metitrebbia,
ma facciamo i mazzi come una volta. Questo è il nostro mais, che dopo proporremo la nostra polenta, le nostre gallette, ma facciamo come una volta, a mano, i mazzi, poi vengono appesi sulla soffitta a seccare. Adesso nel biologico in pianura hanno la mettitrebbia, la pannocchia già sgranata, va nell'essiccatoio, in qualche ora è pronto e domani è già sul mercato, insomma, ecco. Quindi sì, questo è un esempio, insomma, del fatto che la montagna ha queste difficoltà. Sta a noi però saperlo spiegare al turista e fargli capire che sì, il nostro prodotto costa, ma dobbiamo mantenere anche, diciamo, oltre al territorio, la famiglia anche, insomma, e siamo i primi che noi manteniamo il territorio, insomma, ecco. Alla fine la marginalità è un limite o anche un valore aggiunto oggi? Il turista, dall'intervista del turista, mi viene in mente il progetto nell'Alto Gordino di comunicazione che hanno fatto, dove si è detto se si aveva voglia di scegliere di vivere un momento senza wifi, senza connessione, e alla fine il successo che questa operazione ha portato sia a livello di comunicazione, di marketing e di numero di persone che effettivamente avevano voglia oggi di vivere un po' in luoghi anche marginali, proprio per disconnettersi un pochino dal mondo. Beh, può essere un punto di forza perché siamo sempre iperconnessi, quindi ogni tanto staccare la spina andrebbe bene. Infatti quando io descrivo la nostra azienda dico sempre: è inutile che io vi parlo, venite a fare una passeggiata con noi nel nostro campo, alzate lo sguardo e avete di fronte il Duranno, Cima Preti e il nulla, perché siamo in mezzo a solo un bosco. Quindi venite e provate questa esperienza. Quello che io dico sempre alla gente: è inutile che io parlo, venite a trovarci, punto. E quello spero sia il messaggio giusto. Prima lui ci ha fatto vedere le sue pannocchie, mi è scappato un sorriso perché la settimana scorsa abbiamo raccolto il timo. Il timo in montagna non lo puoi raccogliere a macchina, devi raccoglierlo a mano come raccogli le fragoline, e noi ci siamo creati un carrellino prendendo spunto dai carrellini che usano per piantumare le barbatelle nella zona di Rauscedo. Abbiamo strutturato per la montagna, quindi abbiamo messo delle ruote un pochino più grosse, ci siamo fatti le file in modo della misura adeguata, e quindi noi ci sediamo così e con la forbice prendiamo i nostri mazzetti e ci spingiamo avanti e indietro. Ci siamo fatti i 2 cestini per le cassettine, così, e quella ci serve per il timo e per le fragoline. Cioè, ci siamo ingegnati, perché in montagna ti devi ingegnare, non è che hai tutto a disposizione, ecco. E quindi mi è venuto in mente lui che appende le cose, ed è così l'ingegno. Però quando ti vedono fare certe cose dicono: o sono dei folli. E coltivare in montagna un po' di follia ce l'abbiamo, perché a livello economico non hai il grande rientro economico. La montagna, e coltivare in montagna e lavorare in un rifugio, in un maso, un'azienda agricola, è solo tanto amore e passione per quello che fai. A livello economico, la Senstar, proprio detta in dialetto. Mario, quale turismo per le Dolomiti nel prossimo futuro? Domanda difficilissima. Io credo che l'esperienza della scorsa estate ci deve far pensare bene a come fare, perché l'eccessiva fruizione dei territori, di questo tipo di territori, può portarci ad avere dei ritorni negativi, perché ovviamente quanto noi andiamo promuovendo poi non si realizza sostanzialmente, perché la pace, la tranquillità, la solitudine di queste montagne
che è uno degli elementi caratterizzanti, poi non lo si trova, quindi potrebbe essere un boomerang se non gestito in maniera opportuna, e con le Dolomiti noi abbiamo la possibilità probabilmente di gestire i flussi, di fare in modo di creare una diversa percezione del bene, un bene complessivo e non tanto una zona specifica, soprattutto per il turista straniero quando arriverà, l'ospite straniero, ma anche per molti ospiti nuovi italiani che sono arrivati quest'anno in montagna. Non è necessario per forza andare al lago del Sorapis sul Vandelli, ma ci sono degli altri laghi che sono altrettanto belli, quindi sfruttare la comunicazione di cui oggi molti sono, tra virgolette, maestri, nel senso che hanno la capacità di far passare delle informazioni nuove, creare delle appeal su situazioni diverse da quelle che sono strutturate ormai e classiche, e cercare di distribuire in maniera omogenea chi viene a visitare le montagne, le Dolomiti in particolare, per evitare di avere un effetto negativo. Quest'anno molte delle strutture in quota hanno dovuto gestire, soprattutto nel mese di agosto, delle situazioni che non erano in grado di essere gestite, che non si poteva trovare delle soluzioni perché il flusso e la quantità di persone che arrivava era incompatibile con la struttura stessa, e quindi probabilmente molti di coloro i quali sono arrivati e non hanno trovato quello che si aspettavano probabilmente ritornano, come abbiamo visto, dicendo agli amici: per carità, non andiamo più là che sennò è un disastro. Quindi su questo bisognerà lavorare e sfruttare la possibilità di avere tanta gente che viene per poter poi diluirla e distribuirla nel territorio. È sempre meglio gestire questa situazione piuttosto che non averla, forse, però pensarci e trovare una modalità di comunicazione serve sicuramente per non compromettere quanto di buono è stato fatto, insomma. Credo è stato palese quest'estate che questo ammassarsi di persone sulle montagne è stato dovuto principalmente al Covid, diciamo. Sono stati chiusi. Noi diciamo l'abbiamo passato su in mezzo alle montagne, quindi insomma abbiamo fatto un lockdown tra virgolette, però chi ha passato a centinaia di persone su una palazzina, tutti chiusi in appartamento per mesi, questo ha provocato sicuramente questo enorme spostamento di masse, diciamo, sulle montagne, che implica, diciamo, natura, libertà e così, che in alcune situazioni però non è stato, perché ovviamente c'era talmente tanta persone che credo però, e questa è una provocazione, che diciamo sia proprio il sistema che deve cambiare, il sistema lavorativo, quindi non tutti a casa per 15 giorni a Ferragosto, diluiamo un attimo, chiudiamo in modo tale che arrivano i flussi un po' alla volta e quindi riusciamo a gestire meglio anche noi stessi, anche noi i rifugisti, gli agrituristi e così, non diciamo di no a tante persone in quel periodo. Possiamo dir di sì a tutti, insomma, accoglierli, far due chiacchiere, perché è bello anche accogliere le persone con un sorriso, far due chiacchiere. Si presentano in quei giorni là di Ferragosto, tu non sai neanche dove sei, perché quindi sì, anche fai uno sforzo per fare un sorriso, per presentarti al meglio, quindi credo che insomma una piccola provocazione di cambiare proprio il sistema. Grazie, siamo in conclusione, per cui vi chiederei in pochi secondi come descrivereste il vostro rapporto con le Dolomiti, così da chiudere con queste battute la sessione. Vuoi partire? Sì. Il rapporto con le Dolomiti è sicuramente intenso e profondo, perché essendo nato e cresciuto e vissuto per oltre 40 anni, e avendo anche la fortuna di poter crescere la mia famiglia proprio su un'azienda agricola e in mezzo alle Dolomiti, e ogni giorno, come diceva anche il ragazzo nel video, poter uscire di casa e aprire lo sguardo sul panorama che ci circonda, è qualcosa di forte
se tutti insieme riusciamo a continuare a farne qualcosa di buono e a migliorarlo, svilupparlo, ognuno col suo piccolo, penso che questo rapporto si possa coltivare bene e portare avanti. Grazie. Massimo. Amore e odio. Addirittura. Perché bellissime le Dolomiti, bello, però come stamattina era freddo, c'era anche la neve. Quindi siamo passati un po' dall'estremo all'altro. No, però sicuramente una gran fortuna. La possibilità, ho detto prima, passare un lockdown come in questo periodo, che quando ti alzi alla mattina apri le imposte e vedi là le palle di San Martino che sembra che le tocchi, è una cosa, diciamo, che non è da tutti, purtroppo, quindi siamo fortunati. Mario. Allora, io l'amore e odio suo non riesco a vederlo perché abito in pianura padana, quindi non vedo l'ora di andare in montagna. Ah, ma dai, non sapevo vivessi in pianura padana. Non sapevo vivessi in pianura padana. Sì, abito a Padova e allora per compensare vado, senza nulla togliere a Padova, però sicuramente quello che riesco a sentire e a vivere stando in rifugio dove sono, che sarà un bel posto, ma per me è il più bello del mondo, e quindi non so come fare a pensarmi senza. Chiara. Le Dolomiti non si possono spiegare, e come dice lui, amore e odio, sì, perché quando non riesci ad andare a fare i tuoi lavori e dici devo fare perché sennò non raccolgo, è odio. Poi quando sei lì e dici ok, sto conservando un territorio unico al mondo, lo dice lui, è un patrimonio, quindi è amore e basta. Anche perché cambiare vita dalla pianura dove è tutto comodo sulla porta di casa e vivere in montagna, cioè, lo dice il gesto e basta, solo tanto amore. Le Dolomiti sono amore, punto.